Amici della bicicletta, bentornati. Oggi ci troviamo all'inizio della ciclabile della Val Sugana, esattamente nel parcheggio della pizzeria birrificio Il Cornale. Parcheggio molto ampio, gratuito. Unica pecca per chi vuole dormire qua è la presenza della statale a pochi metri che inizia a rumoreggiare di prima mattina, ma vabbè, comunque ottimo posto dove parcheggiare gratuitamente. Sono 54 km fino al lago di Caldonazzo e percorreremo questa vecchia linea ferroviaria con piccole pendenze, piccole salitine, una media del 3% all'incirca. Che dire, sul mio profilo comunque trovate il percorso, quindi ve lo potete scaricare e ripeterlo quando volete, ma iscrivetevi al canale. Io inizio a vestirmi, mi preparo. Oggi siamo in 3 persone, io, Lucia e Federico, e siamo pronti per questa nuova avventura. Buon filmato a tutti e ci vediamo presto. Ciao ragazzi! Momentaneamente c'è una deviazione sulla ciclabile perché qui purtroppo è ancora chiusa, stanno lavorando, quindi dovremo prendere un pezzo di strada da quella parte. Adesso vi faccio vedere per bene a cosa si va incontro, così possiate capire se fa il caso vostro fare questo percorso oppure no. Assicurandomi di non avere cagolotti sul naso come l'ultimo video che ho pubblicato da parte della diretta. Che dire, ciclabile meravigliosa, posti spettacolari, catene montuosi da togliere il fiato e dall'altra parte fiume Brenta che col suo scorrere di acque limpide ti fa stare benissimo.
come avete visto sono in compagnia di Lucia e Federico, stiamo pedalando molto tranquillamente in direzione al lago di Caldonazzo. Giornata meravigliosa, io sempre col fiatone perché sono fuori allenamento, ma che dire, voi sicuramente ci riuscirete meglio di me che siete molto più allenati. Bah, io pedalo e mi godo il paesaggio. Ci vediamo al lago di Caldonazzo, ciao belli! Ancora pochi chilometri e siamo arrivati al lago di Caldonazzo. Come avete visto, una ciclabile bellissima, molto semplice, adatta a tutti, 100% asfaltata, quindi si può utilizzare qualsiasi bicicletta. Che dire, 54 km fatti con 500 metri di dislivello difficilmente percepiti, nel senso che è molto facile. E io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi al canale e buone pedalate a tutti. Ciao ragazzi.